ragazzi, tutti del Comandone Veneziano, siamo al Giro del Trentino, la prima è una cronometro a squadre, e quindi andiamo di simulazione, vediamo proprio di non finire male, anche se la vedo dura, sono tantissime squadre forti, qua siamo finiti, ecco, 65esima, 102 secondi, quindi non bene, non bene. Tappa 2, partiamo già con che sboccio, mi tappa abbastanza Giacomo di Brentonico, scusate, io sono un po' nervoso perché ho un più 5, ragazzi. Ho un più 5, quindi ho una chance abissale, però c'è Vincenzone, Nibali e Plaza, cioè, e Nieve, là, che cazzo c'è? No, là, che cazzo c'è? Non mi ricordo più chi cacchio c'è, sono nervoso, sono un attimo in panico, so solo che abbiamo contro anche Vincenzone e Nibali, eccolo qua. E Nibali parte già? Nibali parte già? Adesso stiamo calmi, non parte ancora Vincenzone. È partito Bentancur, incredibile, c'è anche il BC. Vabbè, ma come facciamo? Dai, ma quanti ce ne sono di fenomeni oggi? Vabbè. Noi andiamo pianino però, noi andiamo pianino. Aspettiamo il momento buono. Con un più 5 possiamo vincere una gara del genere, stiamo calmi. Non posso partire ancora, non ho la forza per tenere una salita su 10 km. No, sono teso, calma. Sono a ruota di Vincenzo. Ah, Michael Nieve, c'è là. Il Nieve, c'è il porco. Ok. Ok, siamo tornati nel gruppo. C'è Landa anche. Landa sta tirando Vincenzo, però. Landa tira il porco. Il vincitore del Tour del Giro d'Italia dello scorso anno. Con la Stana. Adesso c'è anche la Barilla, ragazzi, come nuova squadra, Relax, come relax. Non aver paura, attenzione, attenzione, attenzione. Cosa vuole fare? Landa, il porco di Landa, signori. Lo vuole portare su, ma il Kuma non può attaccare ancora, anche se sono più 5. Non lo posso fare, ragazzi. Però anche chiaro che così favoriamo Nibali che... Vabbè, è dura, Fio, è dura. Potrei partire ai 5 km. Adesso vediamo. Adesso c'è un po' di discesa. Pendenze del 9.2. Pendenze del 9.2. E devo cominciare, ragazzi, a svegliarmi. Partito anche Nibali, è partito prima di me. Mi ha beffato. Attenzione, parte anche il Cume, parte anche il Cume. Parte anche il Cume. Vai Cume, vai Cume, vai Cume, vai Cume. Mamma mia, 11, no, 12% dipendenza, signori. Il Cume deve assolutamente recuperare. Vedi, sono già distrutto. E comunque era 88. Provo ad andare a prendere Nibali, io ci provo. Ma la vedo abbastanza dura. Sono troppo forti, sono troppo forti. Mi devo riposare un attimo, non ce la faccio più. Ma era stoico comunque il Cume tiene, il Cume tiene. Il Cume comunque tiene. Dovremmo riposarmi e dare tutto alla fine. 2 km 3 siamo in corsa, 2 km 3 siamo in corsa. In tutti i sensi. Cume con calma, Cume con calma. E abbiamo ancora un po' di barra rossa. Dai Cumendone. Dai Cumendone. No, non ce la fa più il Cumendone, non ce la fa più, non ce la fa più. Non ce la fa più purtroppo. Non ce la faccio più. Dopo sono scoppiato. Sono strascoppiato, vado fuori anche dal podio. Non riesce neanche a scattare come Betancourt, l'ultimo è, mamma mia, è fuori dei primi. 5, 6, no, nono, ottavo, nono. Peccato, 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 peccato. Forse non l'ho giocata al massimo della... Forse ho sbagliato qualcosa, ma mi sono un attimo preso in affanno perché con il più 5 sapevo che l'occasione era ghiotta e non l'ho sfruttata. Ma puttana, sono finito, purtroppo... Questa tappa mi fa capire quanto in realtà essere arrivati e come sono arrivato nell'ultima tappa è una soddisfazione, perché io sto marcando Ericsson che voglio vincere la classifica giovani, sarebbe un miracolo, ma siamo distrutti, siamo finiti. E mancano 9 km, manca la parte più dura, quindi
Sarà impossibile rimanere nella top 10, non lo so quanto scenderemo, ma scenderemo parecchio, questo è il mio pensiero. Abbiamo anche un -1, quindi meglio di così, insomma. Adesso bisogna capire l'ultima salita sarà un dramma. Tanto anche Ericsson, attenzione, Ericsson mi scappa via, non possiamo perdere Ericsson. Non possiamo perdere Ericsson, signori. Non posso perdere Ericsson perché voglio arrivare assolutamente... Assolutamente voglio arrivare nella classifica giovani. Primo nella classifica giovani, quello assolutamente. Però sarà durissima. Mancano 6 km, mentre per i fuggitivi ne mancano 4,2. Mamma mia, il Cume com'è stanco, si vede proprio che il Cume è distrutto. Pendenza dell'8%, dai Cume, stai tranquillo. Ericsson prova a partire, Ericsson prova a partire. No, mi ha fatto la finta, adesso parte però. Dai Kume, il problema è come prova a fare una pazzia, il Kume non ha più niente da perdere, insomma, nel senso, è morto, poveretto, è finito. Mamma mia, cioè, sto marcando Ericsson. Chiaramente la classifica generale è impossibile con Betancourt, Nibali, quella gente là, il Kume non ce la fa più, il Kume non ce la fa più. Il Kume non ne può più. Mancano 2 chilometri, ti prego Kume, tieni duro, tiriamo al massimo. Non perdere la possibilità di arrivare prima nei giovani, ti prego Kume. Ecco, a vincere Wilmer Moz, questo stronzo qua francese. Il Kume non ce la fa più. Sto andando al massimo perché sennò perderei ancora di più, ragazzi, ve lo assicuro. 2, 1 chilometro, dai che manca 1 chilometro quasi, mamma quanto sto perdendo. Sto perdendo tanto, Ericsson è in fuga. Perdo anche la maglia da giovane. Perdo anche la maglia dei giovani. Non ho i parametri purtroppo. Andiamo pure avanti veloci. Ma Dio santo. Lo sapevo, avevo visto ciò d'altronde. La difficoltà del tour era molto più impegnativa rispetto alle altre, ancora non sono pronto, ragazzi. Su tappe così non sono per niente competitivo. Ma vaffanculo. Non siamo ancora competitivi, la strada è ancora in salita per diventare fenomeni, mamma mia. Vince ancora Wilmarz. Non lo conosco sinceramente sto francese, perché sto seguendo poco adesso anche. Individuale e globale siamo chiaramente strafuori dalla top 10. Globale a punti non esistiamo. Che bello. Montagna non esistiamo. Nei giovani abbiamo 31 secondi di ritardo da Ericsson, maledetto figlio di puttana. Proprio te lo dico con il cuore, svedese di merda. Peccato, siamo finiti in tappa 18esimi comunque, neanche mali. No, 34esimi e global. E siamo in globale 18esimi. Sì, vabbè. Peccato. Pantano prova subito, eccola qua la mappa durissima, un arrivo impossibile per il Cume, ma Monte Bondone. Comunque, io ci provo, Fioi. Già pendenze mostruose. Uno è già partito. Discovery Channel chiaramente sta tirando come dei disperati, cazzo. Insomma, mi dispiace, non mi piacerebbe tanto avere la maglia giovani di un Giro di Trentino che è veramente prestigioso. Però non mi sembra che siamo ancora pronti, sinceramente. Comunque abbiamo più 4, proviamoci, insomma. Noi stiamo a ruota dei migliori e poi vediamo. Devo stare tranquillo, però. Devo stare tranquillo. Mancano ancora 15 km, tutti in salita sono, cioè non so come possiamo farcela. Sinceramente non lo so. Parte Nieve, parte anche il nostro amico. La Nibali sembra in difficoltà comunque. Attenzione, stiamo attenti, stiamo attenti. Dov'è? Ericsson è qua.
Ericsson è qua, attenzione, Ericsson mi sta scappando via. Scappa via il porco di Ericsson. Dai che Ericsson sembra stanco, sembra un po' più stanco di me, sembra, ma non vorrei dire stronzate. Noi stiamo giocando su Ericsson, La nostra gara è su Ericsson per il gruppo delle maglia giovani. ...10 km, tutti in salita ancora. Calvario sta tappa, Questa tappa è un calvario. Vediamo se riusciamo a staccare Ericsson. Il Cume ci prova, stoicamente. Il Cume ci prova in maniera stoica proprio. Deve sfruttare questo più 4, dai venezianone. Dai venezianone, provaci. Provaci, stacchiamo Ericsson, stacchiamolo. Stacchiamo il svedesone, proviamoci almeno, proviamoci. Dai che siamo nel gruppo con i grandi, siamo nel gruppo con la maglia anche. Sono distrutto però, sono distrutto. Non mi farlo riposare un attimo, se no mi muore qua il Cume, Mamma mia, il Cume è devastato, il Cume è devastato. Il Cume è realmente devastato. Dai Venezia, non riesco più a recuperare, non riesco neanche più a recuperare. Mancano 6 km. Vai di gel energetico. Proviamo a tirare, vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa. Sta anche nevicando. Va a vincere Landa, Nibali. Ormai è andata. Settimo posto. E forse abbiamo vinto la classifica dei giovani. Vediamo se ce l'ho fatta. Complimenti a Michael Landa però. Doppietta Discovery Channel, ex Astana. E adesso vediamo la classifica. Vediamo se ce l'ho fatta. Comunque buon settimo posto. E adesso mettiamo 10 ore. Nel prossimo allenamento porterò solo a pianura, perché ho bisogno un po' di migliorare in pianura perché soffro tanto. Soprattutto nel cronometro in pianura ho problemi, sono importanti quelle per le corse a tappe. Comunque ho fatto un buon giro del Trentino, dai. Vediamo se riesco a entrare nella top 10, non penso proprio, però del generale. Individuale, niente, chiaramente non ce l'abbiamo fatta purtroppo. Va a vincere Vincenzone Nibali, complimenti. Globale a punti sono tra i primi 10, questo è incredibile. Globale montagna non ci sono. Giovani. Sì! Gli ho dato 2 minuti e 26. Ciao Ericsson, grandissima prestazione. Mamma mia. L'ho veramente spaccato Ericsson nell'ultima tappa. Quanto godo, quanto godo. 13esimi nella generale comunque. Vediamo quanti soldini ho preso. Ciao. Hai appena fatto un passo avanti nella strada tua squadra. Le categorie 3 sono disponibili. Ciao, posso fare tutto. Posso fare tutto. Tirreno Adriatico, Parigi-Nizza. No, adesso si gode. Mi mancano solo i grandi giri, però questa è veramente una grandissima impresa del Cume. Raga, un saluto dal Cumendone veneziano. Ciao!